Probabilmente era tenuto d'occhio, probabilmente essendo che l'hanno aspettato comunque nel giardino di casa sapevano anche i suoi orari e perciò sicuramente l'avevano già tenuto d'occhio per qualche giorno. Matteo Zambon, figlio di Fiorenzo, è rientrato precipitosamente dalla vacanza che stava trascorrendo in Spagna appena ha saputo della brutale aggressione al padre, tenuto d'occhio da qualcuno che quell'aggressione l'ha premeditata, dice, visti il passamontagna e soprattutto i guanti da motociclista con le nocche dure. Il 76enne è ricoverato in chirurgia all'ospedale di Conegliano e inizia a ricordare qualcosa in più di quegli istanti. Adesso stava dicendo che forse c'era un complice che aspettava e che l'ha recuperato per andare via ovviamente, quindi non so, ma parlerà con i carabinieri e chi di dovere. I medici stanno monitorando fratture e lesioni. Oggi rifanno le analisi e si vedrà i risultati, gli esiti. Lui è cosciente comunque. Comunque è cosciente, sì. Si è ripreso abbastanza, adesso ricorda anche quello che è successo. Prima non si ricordava molto bene, ovviamente era confuso la sera stessa, ma adesso è un po' meglio. Dai. Si è davvero accanito contro un anziano. Decisamente esagerato. Non c'è nulla da dire, è un atteggiamento animalesco, perché non si può accanirsi in questo modo contro un anziano, non è pensabile, non è umanamente pensabile. È stato veramente una cosa orribile questa cosa qua e ci ha provato tutti quanti perché a maltrattare così un anziano non si può, è una cosa indecente e si devono prendere provvedimenti importanti su questo discorso qua. Ho appena cambiato la serratura della porta blindata dietro un mese fa, ci hanno sforzato la porta sopra. Dunque è un po' che ci tampinano queste persone qua. E poi sono tutti in pericolo, tutti, perché tutte le famiglie adesso devono preoccuparsi che un giorno o l'altro gli arrivano a casa questi qua e li ammazzano. Qualcuno deve prendere dei provvedimenti in questo senso. Prima, se no scapperà un morto prima o dopo. Un sentimento condiviso da molti altri cittadini e il brutale pestaggio di Zamboni in piazza Marconi a 2 passi dalla Pontebana non ha fatto altro che confermare le paure della gente, che ammette di girare con uno strumento di difesa anche solo per fare una passeggiata. La gente ormai va in giro, dico armata, ma comunque conosco gente che nel passeggino, me compreso, c'ha il coltello, perché a certe ore ne andiamo in giro a portare i bambini adesso perché fa fresco e non ci fidiamo a passare a camminare in certe zone senza qualcosa per proteggerci. È inutile prendere il ladro e poi lasciarlo fuori dopo una settimana, bisogna costruire qualche carcere in più e tenerlo dentro che paghi il suo conto.